Bentrovati avventurosi, guardate con chi siamo oggi. Ciao a tutti. Ancora in compagnia di Riccardo, che per chi non lo conoscesse vi metto subito il link sopra il video. E oggi siamo partiti da Cason di Lanza e siamo in direzione della creta di Hype attraverso la ferrata Creta Rossa. Da quanto mi riporta Riccardo, e spero che sia vero, non è una ferrata molto impegnativa, è circa mezz'ora, quindi non è neanche corta, però l'avvicinamento è abbastanza divertente, o meglio poco noioso, perché comunque sempre passando per questi sentieri un po' disconnessi, qualche roccetta. L'unica scomodità è che è parecchio umido, quindi le rocce quando sono bagnate sono molto scivolose. E poi c'è questo bel panorama con la panna montata sulle montagne. E infatti siamo partiti che il tempo sembrava incerto, perché era tipo Galizia, Scozia, tutto nebbioso. Invece da qua sopra si è completamente aperto, il cielo azzurro, e di sotto è un bel paesaggio vederlo così, molto decorativo, ecco. E adesso andiamo su, via! Oh, eccoci bene, siamo esattamente arrivati sotto l'attacco della ferrata, che se si vede corre là sopra. Lì c'è il cavo, la targa, entra dentro quel canalino fino a salire su. E fino a qui la salita era abbastanza tranquilla, insomma. Quanto avremmo fatto? 600-700 metri di dislivello? Sì. Su per giù, quindi Un'ora di poco impegno. Sì, 500. E adesso facciamo quest'altra ferrata che sulla relazione dalla durata di 30 minuti e mi sembra che si sviluppi su circa 200 metri di dislivello, anche se a vederla mi sembra di meno, però vedremo, insomma. Sembra interessante, carina. All'attacco della ferrata e apre Riccardo. Da qui sono passati i montanari del tubo.
Ah, siamo arrivati. Ci togliamo un attimo il casco. Abbiamo completato la ferrata, molto divertente. Forse ho visto è andato dietro là, forse vediamo qualcosa. Quindi sì, sarebbe stato interessante magari l'invasione di campo di uno stambecco o un camoscio. Comunque la ferrata divertente perché aveva dei punti per niente scontati e nulla, non era poi così impegnativa a livello fisico, no, c'è stato poco bisogno di trazionarsi, ci sono tante rocce dove quindi tanti appigli e tanti appoggi per i piedi, quindi anche per i principianti alle prime armi che hanno fatto già qualche ferrata è fattibilissimo, anche perché io rispecchio proprio quella categoria. Eccoci, abbiamo raggiunto la cima, facciamo due foto. Abbiamo poi da una parte l'Austria, da una parte l'Italia con il Friuli. Il paesaggio è insomma già come vedevamo prima, con questo velo di nuvole che ostacola un po' la visuale su tutta la vallata sottostante, ma ha veramente il suo fascino. Adesso ci siamo appena mangiati un panino e riscendiamo giù. Tra l'altro scendiamo per un'altra ferrata, che è la ferrata austriaca, che viene consigliata sulle relazioni rispetto alla via normale, che in realtà tanto normale non è. Procediamo. Ci apprestiamo a fare il ritorno attraverso la ferrata austriaca, come accennavo prima. Guardiamo il nome. Devi cercare di stare più sulla parte sinistra, che sono sincronina. Abbiamo completato la discesa dalla ferrata austriaca, che si è mostrata più semplice di quella che mi immaginavo, che mi sono un po' allarmato all'inizio, che avevo trovato questo cartello con scritto attenzione per chi soffre di vertigini e tenete il passo ben deciso, e mi faccio impressionare facilmente, quindi ero lì non sapendo cosa potevo incontrare. Invece è stata veramente molto semplice, davvero. Non dico che poteva essere affrontata senza imbraco, ma mi sono sempre sentito in sicurezza. C'erano solamente alcuni punti dove era una ferrata discontinua, quindi dicevo alcuni punti non c'era il cavo, però c'era il sentiero normale, un po' ripido in discesa con le roccette, ma niente di preoccupante. Poi detto da me che l'esposizione la soffro, se salite per la ferrata Creta Rossa
non vi fate impressionare a riscendere dalla ferrata austriaca, anzi ve lo consiglio perché è stata una gran bella esperienza e Riccardo qua davanti a me ci ha proprio azzeccato, quindi un encomio. Detto questo, abbiamo scavallato, poi siamo ritornati dal versante dove abbiamo attaccato la versata, che la ferrata, dove è bello ventilato, c'è questo vento che ci fa un po' drizzare i peli. Piacevole, che col gilet stiamo benissimo e adesso dovrebbe essere tutta discesa. Dunque, questa grotta che ci sta ospitando sembra sia stata una grotta che ha ospitato Attila l'Unno, e questo lo rende molto suggestivo, è molto bella, è un po' stretto il passaggio per entrare inizialmente, soprattutto con lo zaino, e poi qui non so quanto continui perché poi diventa parecchio buio. Che spettacolo, chissà quanto si addentra. Oh. Allora avventurosi, siamo giunti all'epilogo di questa memorabile giornata che Riccardo ha magnificamente programmato. Alle spalle abbiamo il massiccio veramente che abbiamo attraversato, siamo praticamente saliti da una ferrata che sale un canaletto sulla destra, arriva su, abbiamo fatto dei passaggetti su roccia, siamo arrivati sulla croce e successivamente siamo scesi dalla parte opposta, che c'è la ferrata austriaca con un nome per quanto mi riguarda impronunciabile, più che altro perché non me lo ricordo, e ringrazio ovviamente Riccardo perché come sempre è impeccabile sulla programmazione, addirittura. E quindi nulla, chiudiamo qui che siamo quasi giunti alle macchine, Ci aspetta la birretta. ci spetta la birretta. E per chiudere vi ricordo di iscrivervi al canale attivando la campanella, così da rimanere aggiornati su tutti i prossimi video, e soprattutto anche il canale di Riccardo che vi ho linkato all'inizio e che vi metto anche in descrizione. Ciao! Ciao!